la sua storia quasi centenaria, per il suo legame con una delle prime eccezionali imprese dell'allora giovane ingegneria idraulica italiana, per il suo ardito sviluppo in un ambiente naturale di rara suggestione e bellezza, per il suo rilevante valore turistico, la strada della Valcellina, nella tratta dal bivio per la nuova galleria fino a Barcis, ivi compresa la deviazione per Andreis, va conservata, tutelata, promozionata. Questa convinzione, condivisa da ambientalisti, amici della montagna, storici, valligiani e quanti sono sensibili alla tutela di un ricco patrimonio naturale, deve tradursi in un appello pressante, convinto, corale alle autorità preposte perché uniscano le loro forze per raggiungere l'obiettivo. I tempi urgono. La strada, abbandonata da quasi 4 anni, è in evidente degrado per mancanza di manutenzione. Tutto il tracciato sul canalone da Monciaduta, la Medata, è sotto la continua minaccia di smottamenti, cadute di massi, sassaiole. In almeno 2 tratti, grosse frane hanno danneggiato la sede stradale e abbattuto la cordonata in cemento armato, mentre altre minacciano di precipitare dall'alto. Occorre intervenire con rapidità, con un organico progetto di salvaguardia, ripristino, manutenzione e promozione turistico-culturale, che possa garantire, oltre ad una qualificata fruizione della vecchia strada che si snoda in una gola piena di suggestione e fascino, il doveroso equilibrio dei costi e dei benefici. L'amministrazione provinciale si è già attivata in questo senso perché è convinta che non si tratta soltanto di salvare una strada, ma un ambiente naturale unico, testimone della fatica di vivere della gente della Valcellina, insieme alle grandi opere idrauliche realizzate lungo il suo sviluppo. Un'impresa non facile, che richiederà un forte impegno finanziario, realizzabile soltanto con l'impegno diretto delle istituzioni, Stato e Regione, dell'Enel, degli enti locali, comunità montane e comuni interessati. Questo filmato si propone di favorire una presa di coscienza del problema e la maturazione di una precisa volontà di risolverlo in tempi brevi, prima che tutto sia vanificato dalla scomparsa fisica della strada, sempre più minacciata da fenomeni franosi. Per oltre 1000 anni la Valcellina è rimasta isolata dalla pianura pordenonese e dalla Valle del Piave per la totale mancanza di strade. Le grandi glaciazioni del Vurmiano e le successive alluvioni l'hanno scavata in profondità, modellando ambienti orridi e affascinanti al tempo stesso, in un sviluppo di rocce che hanno costretto il Cellina in un'impervia forra, abbagliata dai raggi del sole o annegata in metri di neve. L'acqua del torrente, interrotta da dighe e briglie, scorre fra levigati massi e arena finissima verso la pianura, alle cui soglie si inabissa per ricomparire sulla linea delle risorgive, molti chilometri più a valle. Le genti della Valcellina, per scendere nella pianura pordenonese o nella Valle del Piave, dovettero aggirare torrenti tumultuosi, risalire costoni, superare declivi, cercare tragitti lunghi ma sicuri e sulle carrarecce e i sentieri così aperti faticare per ore prima di raggiungere la meta. Soltanto nel 1905, grazie ad un'impresa per i tempi davvero titanica, che impegnò fino a 2500 operai della zona, aiutati da schiere di portatrici e da numerosi animali da traino e da somma, fu aperta la prima vera strada sul canalone da Barcis a Montereale. Sul versante del Piave l'isolamento venne rotto più tardi, nel 1914, quando la valle si aprì finalmente su Longarone grazie al ponte del Colombert, un manufatto sospeso a 140 metri d'altezza che completò la faticosa costruzione della strada. La grande opera idraulica pianificata dall'ingegner Aristide Zenari e realizzata dalla Società Italiana per l'Utilizzo delle Forze Idrauliche del Veneto rese possibile il primo utilizzo delle acque del Cellina per la produzione del carbone bianco.
consistette nella costruzione di una diga in località Medata, alta 18 metri, larga alla base 18 e alla sommità 37 metri, dalla quale fu condotto un ardito canale che, aggrappato alla roccia per 4.364 metri, con 5 gallerie e 57 tra ponti, canale e viadotti, in galleria per 1.076 metri e pensile per altri 979 metri, convogliava l'acqua fino alle condotte forzate che, precipitando alla centrale di Malnisio, movimentavano 4 gruppi di turbine Francis da 2.400 HP della riva Moneré di Milano. L'energia elettrica prodotta da prima 4.000, poi 30.000 e infine 60.000 volte serviva alle utenze di Venezia, Mestre, Padova e Vicenza attraverso un elettrodotto di 87 km da Malnisio a Venezia, che richiese un notevolissimo impegno tecnico. Una seconda centrale a Gais, sempre alimentato dalle acque del Cellina, sopperì alle esigenze di energia anche di Udine e di Treviso. La strada della Valcellina fu la diretta conseguenza della diga e delle opere connesse. Il primo tratto, avviato nei primi mesi del 1900, raggiunse un anno più tardi località Monciaduta all'ingresso del canale in galleria. Nel 1903 una convenzione tra la società Cellina e un consorzio di comuni, Barcis, Montereale e Pordenone Aviano, rese possibile il prolungamento della strada fino alla diga. Nel 1905, grazie all'ingegnere Zenari che assunse di persona l'onere dei lavori, venne raggiunto il bivio Molassa, punto di incontro con la strada costruita 20 anni prima che, per Forcella d'Int, raggiungeva Barcis. Esattamente 50 anni più tardi, un'altra significativa opera idraulica venne completata in Valcellina, una diga alta 50 metri a coronamento tracimabile costruita a Ponte Antonio, che formò un serbatoio di 20 milioni di metri cubi d'acqua, utilizzato per la produzione di energia elettrica e per irrigare la sottostante alta pianura pordenonese. Con l'occasione fu realizzato un nuovo tratto di strada quasi tutto in galleria, dal bivio Molassa a Barcis. Pochi anni più tardi, tra il 1957 ed il 1961 in Val Vajont, la SADE, utilizzando 400 operai in gran parte di Erto e Casso, realizzò una terza ciclopica diga, alta 262 metri, che per qualche tempo fu la più alta del mondo. L'invaso di 150 milioni di metri cubi che formò inondando la valle doveva ricevere le acque dagli scarichi dei bacini di Pieve di Cadore su Piave, di Valle su Boide, di Pontesei in Val Zoldana e di Val Gallina, e alimentare le centrali del Partidor, del Colombero e delle Soverzene. Il 9 ottobre, dalla sovrastante Monte Toc, si abbatté sul lago un'immensa frana. 50 milioni di metri cubi d'acqua investirono gli abitanti di Pineda e San Martino e spazzarono via Longarone e gli abitanti minori di Codissago, Rivalta, Pirato, Fornace, Faè, Villanova. 2500 le vittime, la natura sconvolta, danni materiali immensi. Incompleta è ancora oggi la diga di Ravedis, la quarta opera idroelettrica della valle. Quella di Ravedis, che con i suoi 25 milioni di metri cubi d'acqua servirà per la laminazione delle piene, per l'irrigazione di altri 8.000 ettari di pianura, per la produzione di energia elettrica e costituirà anche un'ulteriore carta nelle mani dei fautori della conservazione della vecchia strada, che potrà trasformarsi in un vero e proprio museo all'aperto dell'ingegneria idraulica. Ravedis, Medata, Barcis, Vajont. Ecco le tappe di un itinerario didattico di grandissimo interesse che potrebbe includere anche Meduno, Redona, Valle Silesia e Ciulia, facilmente raggiungibili da Andreis, attraverso Pala Barzana e la Val Colvera, dove la SAICI e il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna hanno realizzato altre significative opere idrauliche. La tratta dismessa della strada della Valcellina fa parte di un ambito di tutela inserito nel piano urbanistico regionale.
Lo studio Zollette si sofferma sulle sue particolarità ambientali per evidenziarne le potenzialità che riguardano gli aspetti geologici e geomorfologici, fioristici, vegetazionali, faunistici e storici. La valle, se percorsa lungo la vecchia strada, offre scorci e caratteristiche geomorfologiche che sorprendono e affascinano. Forme di erosioni fossili, pareti strapiombanti, guglie e anfratti posti su ripidi versanti. L'aspetto orrido, soprattutto nel tratto vallivo più prossimo a Barcis, rappresenta un elemento unico e caratteristico che, unito alla sezione terminale del torrente Molassa, potrebbe richiamare i visitatori da un bacino particolarmente ampio. Significativi anche sono i fenomeni carsici sotterranei come le grotte Vecchia Diga e Sivileno. La stretta del Cellina propone particolari endemismi riscontrabili soprattutto nelle cengi erbose delle pareti verticali, dove vegetano specie come Erbocallis, Lilio aspotelus e Arenaria lutteri. L'ambiente ostile all'uomo ha facilitato la conservazione di un habitat adatto alla presenza di uccelli, in particolare rapaci. Nella stretta del Cellina sono così stati osservati il falco vecchiaiolo, il nibbio bruno, l'albanella reale, lo spaghiero, la poiana, l'aquila reale, il gheppio e il lodolaio. Le opere idrauliche viabili sono ormai parte integrante dell'ambiente e rientrano con pieno diritto nel novero di quella archeologia industriale che tanto interesse sta suscitando e che tanto bene è rappresentata nella dismessa centrale di Malnisio, destinata a museo stabile del carbone bianco. Le ipotesi di riutilizzo della vecchia strada della Valcellina sono rivolte principalmente alla valorizzazione delle valenze turistico-ricreative del percorso, caratterizzato dalla presenza di siti spettacolari e di numerosi sentieri escursionistici. Gli interventi previsti dovrebbero distribuirsi in 3 fasi. La prima, realizzazione dell'anello del Dinte formato dalla tratta Bivio Molassa Barcis Sella Dinte e provinciale da Andrees per Bivio Molassa, mediante la creazione di aree attrezzate per la sosta, la segnalazione dei percorsi attrezzati per l'accesso alle forre del Molassa e del Cellina, la messa in sicurezza del tratto Bivio Molassa Vecchia Diga, sentiero per le grotte. Si prevede ancora il ripristino delle strutture ricettive costituite dalla vecchia osteria della Molassa e la sistemazione della strada per Andrees. Seconda fase, ripristino della sede storica che postula l'attuazione degli interventi necessari alla riapertura del transito al sentiero per le grotte fino al raccordo con la nuova variante. Terza fase, realizzazione di una variante in galleria presso località Monciaduta per un'estensione di circa 1 chilometro. L'opera è indispensabile in quanto l'originario tracciato stradale per un tratto da 650 a 1000 metri verrà sommerso dal bacino di Ravedis. Viene configurato ancora come scenario temporaneo nel caso non fossero disponibili i fondi necessari per la galleria di bypass del tratto stradale sommerso, un percorso ciclopedonale a funzione turistico-didattica fino alla centrale di Malnisio tramite il canale derivatore dismesso. Sul piano viabile, lo studio Zollette prevede insieme alla galleria di bypass la sopraelevazione della strada nei tratti che saranno invasi dalle acque del bacino di Ravedis, la protezione dei cigli, l'allestimento di percorsi pedonali e ciclabili, prevalentemente all'inizio dei percorsi escursionistici, di piazzole di scambio e di sosta e di aree parcheggio a Ponte Antoi e presso Montereale. Per quanto concerne invece la sicurezza e la stabilità dei versanti, si dovranno effettuare disgaggi, pulizie da apparati radicali e fasciature con reti in funi d'acciaio delle pareti, ripristini del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, ricondizionamento, rifacimento e costruzione di paramassi, nuove piantumazioni,
stabilizzazione degli ammassi rocciosi, adeguamento e realizzazione di nuovi tombini. La filosofia di base è quella di una costante manutenzione delle opere dei manufatti esistenti, con particolare riguardo per i tombini, i collatoi, le opere paramassi, di frequenti ispezioni di pareti e versanti non protetti, provvedendo via via ad eliminare blocchi ed elementi lapidi isolati e instabili, di intervenire con opere efficaci a basso costo e con poco impatto nei siti. La stima dei costi è funzionale alle scelte circa la funzione che si vorrà dare alla vecchia strada, se di percorso turistico ciclopedonale oppure di alternativa d'emergenza alla nuova variante in galleria. Nel primo caso si prevede una spesa di 1.434 milioni per gli interventi di del DINT, 2.117 milioni per il ripristino della sede storica della vecchia strada, di 2.174 milioni per la costruzione della galleria di bypass alla Monciaruga. Più onerosa risulterà la spesa nel caso si decida per la strada a circolazione regolamentata. 7.851 milioni a fronte di 5.752 milioni per l'aggravio derivante dai maggiori costi di costruzione della galleria, che dovrà essere a doppio senso di marcia con piattaforma stradale larga almeno 6 metri. Un'altra valida carta che i sostenitori della salvaguardia della vecchia strada della Valcellina possono mettere sul tavolo è quella del turismo. L'obiettivo da raggiungere è un turismo di medio livello, diversificato di transito e stanziato. Attualmente il livello dell'offerta è appena mediocre, in linea con le capacità di investimento dei residenti. Aggiuntivo da parte degli imprenditori di settore che permetta di sfruttare le cospicue potenzialità dell'ambiente naturale. Varcis, oggi raggiungibile da Pordenone in 20 minuti, è meta d'estate di un flusso crescente di visitatori in fuga dalla torrida pianura e di villeggianti, famiglie giovani e anziani, che trovano ospitalità nelle molte case disabitate che vengono loro affittate per brevi periodi. Andrees, più appartata, conta da alcuni anni su un turismo legato alla locazione poliennale delle sue caratteristiche case. Una valorizzazione dell'itinerario turistico che ne faccia la località di partenza verso la Val Colbera attraverso Pala Barzana e la Val Meduna per Casasola e Navarons, per visite agli impianti idroelettrici di Ponte Rauli, del Ciul, di Valle Silisia, 3 opere idrauliche di valore almeno pari a quella della Valcellina, incentiverà senz'altro quel turismo di transito che la sua posizione piuttosto popolata fino ad oggi le ha negato. Ogni ipotesi di crescita turistica, sia per Varcis che per Andrees, resta però ancorata all'attivazione del circuito Pordenone-Piancavallo, Valcellina-Pordenone, che proietterà il turismo locale in una dimensione senz'altro più interessante in termini di flussi e di richiamo di capitale. Sarà però necessario sistemare la strada che sale da Varcis al Piancavallo e mettere a punto una mirata azione promozionale. L'Alta Valcellina dovrà invece migliorare le strutture di accoglienza curando l'immagine dei suoi abitati, di Cimolais come base per escursioni nelle vicine stupende vette dolomitiche, di Cloud come tranquillo luogo di villeggiatura in grado di dare risposte esaurienti in termini di economicità alla richiesta di riposo delle famiglie, di Erto Stortan e della Liga di Vaillant per il truccio e fascino dell'ambiente ferito a morte dalla frana del Tocco. Una buona occasione può rappresentare senz'altro il Parco del Prescodino, che va valorizzato facendolo diventare meta di gite di studio da parte di scolaresche e associazioni nell'ambito di una proposta in grado di offrire molteplici opzioni ai vari tipi di utenze. Concludendo, si può dire che il ventaglio delle opportunità culturali, di studio, turistiche e di pratica sportiva non mancano alla Valcellina. Occorre dispiegarlo compiutamente, stringendo i tempi delle scelte e degli atti conseguenti. La salvezza di questa vallata simbolo passa ancora una volta attraverso la sua strada. Salvarla significherà arrestare la diaspora di tutta la nostra montagna, ma soprattutto
non dilapidare un patrimonio di civiltà accumulato nei secoli da uomini tenaci che hanno il diritto di conservare le loro radici e la loro identità culturale.